Vaccino obbligatorio. Rischi veri o falsi allarmi? Allora, eccoci rientrati in studio. Allora, seconda parte della nostra serata di TV7 Match. Questa volta parliamo di salute, parliamo di sanità, torniamo ad occuparci del decreto Lorenzin, un decreto molto discusso che in questi ultimi giorni, in quest'ultimo periodo, ha riportato, anzi ha portato in piazza, come vedete anche nelle immagini alle mie spalle, centinaia di cittadini che chiedono la libertà di scelta per le vaccinazioni. Allora ne parliamo con, vi presento gli ospiti, alcuni nostri ospiti politici, alcuni ci hanno salutato. Inizio alla mia sinistra, abbiamo il dottor Franco Pisetta, è un medico, pediatra, buonasera dottore, buonasera. Grazie di essere qua nei nostri studi, è segretario regionale della Federazione Italiana Medici Pediatri in Veneto. Grazie allora di essere qua. Ritroviamo Fabrizio Borona, presidente della Commissione Sanità della Regione Veneto. Buonasera. Buonasera. No, e troviamo l'avvocato Laura Migliorini. Grazie avvocato, grazie di essere ritornata qua nei nostri studi. L'avvocato Migliorini ha seguito alcuni casi di persone che avevano avuto dei danni, diciamo, da vaccino. Allora, prima di iniziare a discutere, torniamo indietro di un mese, diciamo così, e ritorniamo alla conferenza stampa di Gentiloni e della Lorenzin, appunto, quando hanno presentato il decreto. Vediamo. Io innanzitutto ringrazio la Ministra Lorenzin, la Ministra Fedeli, la Sottosegretaria Boschi, che hanno lavorato in questi giorni per arrivare alla definizione del decreto che abbiamo approvato oggi. Si tratta di un decreto perché ci troviamo, credo, di fronte alla constatazione del fatto che non si tratta di uno stato di emergenza, ma si tratta di una preoccupazione alla quale il Governo intende rispondere. Il decreto contiene alcune decisioni fondamentali. La prima è quella di rendere obbligatori una serie di vaccini che finora erano semplicemente raccomandati. Tra questi ci sono vaccini importanti contro il morbillo, contro la meningite. È accaduto che noi abbiamo avuto un abbassamento della percezione del rischio. Cioè, rispetto agli interventi forti dello Stato, dagli anni 50 in poi, fino al 99, in cui c'era una forte percezione del rischio rispetto a determinate patologie, negli ultimi 17-18 anni questa percezione del rischio si è slabbrata. La crescita di fake news, campagne Novax, la folle correlazione tra autismo e vaccinazione, che viene da lontano ma che ha avuto un'esponenziale diffusione con i mezzi dei social, per cui noi ci siamo decisi ad intervenire. Tu arrivi alla scuola, in qualsiasi ordine, non la scuola elementare o la scuola media, tutta la scuola dell'obbligo, quindi 0-16. Al momento dell'iscrizione devi presentare il tuo portafoglio vaccinale, il libretto con tutte le vaccinazioni, non come accade ora che basta che fai un'autocertificazione e nessuno verifica. Qualora tu non sia in regola con le vaccinazioni oppure sei per esempio in lista d'attesa, stai aspettando, rispetto ovviamente questa regola vale rispetto al calendario vaccinale, sei in lista d'attesa, devi fare ancora una vaccinale, noi ti mettiamo sotto osservazione. Qualora il bambino o il ragazzo non sia invece stato vaccinato, la scuola ha l'obbligo di riferirlo all'ASL, la quale ha l'obbligo di chiamare la famiglia, gli si dà un tot di giorni per vaccinare il bambino o il ragazzo. Qualora ciò non avviene, la famiglia avrà una sanzione molto elevata. Ecco, allora, queste le parole di Gentiloni e della Lorenzin. Allora,
Una delle cose, diciamo, principalmente che balzano agli occhi sono nelle parole di Gentiloni il fatto che lui dice non c'è un'emergenza, ma allora era essenziale intervenire col decreto legge. Io qui vorrei un attimo un'opinione anche dal medico pediatra, ecco, secondo lei c'era questa... Allora, per quanto riguarda il tasso vaccinale, sicuramente negli anni dopo il 2011-2012 c'è stato un calo vaccinale che si è realizzato sicuramente in tutta Italia, si è realizzato anche nella nostra regione, si è realizzato però anche in tutta Europa. I dati tendenziali, diciamo, del dopo 2014 per quanto riguarda il Veneto almeno sono tendenzialmente leggermente verso il recupero. Nel resto d'Italia c'è una difficoltà anche reale di anagrafe sanitaria e anagrafe vaccinale, per cui i dati non sono così precisi come sono nel Veneto, però tendenzialmente siamo sicuramente sotto quella soglia del 95% che per molti vaccini è una soglia indicata come la soglia... È una soglia per cui di fatto non si dovrebbe distribuire, non si dovrebbe diffondere una malattia, perché quel 5% che non è vaccinato viene comunque protetto dalla cosiddetta immunità di gregge di tutti gli altri bambini e soggetti vaccinati, per cui non si diffonde il virus o l'agente della malattia, per cui tendenzialmente quella malattia non si manifesta. Allora, l'obbligo ovviamente è una decisione di carattere politico. Diciamo che... Ecco, lei che ha praticato in questi anni in una regione dove, lo ricordiamo ai telespettatori, l'obbligo non c'era, no? Era stato dal 2007. Era stato sospeso con una legge del 2007, esatto. Ricordiamo però che l'obbligo fino all'entrata in vigore del nuovo decreto riguardava solamente 4 vaccini. Per cui, diciamo, l'operazione che era stata fatta dalla Regione Veneto e che per la verità in quel periodo era stata condivisa anche dai pediatri, era stato fatto per un motivo sostanziale dal nostro punto di vista, che era assolutamente indispensabile mettere tutti i vaccini sullo stesso piano, nel senso che non c'erano solo 4 vaccini importanti, gli obbligatori, e tutti gli altri invece vaccini di serie B perché non obbligatori. Non è che sia più onorevole morire di meningite da meningococco o da pneumococco che non da emofilo, per cui credo che l'operazione che è stata fatta era quella di mettere tutti i vaccini sullo stesso piano, dando quindi anche un'opportunità maggiore di sostenerli tutti, e tutto sommato quell'operazione, diciamo, era andata anche a buon fine. Adesso le cose probabilmente sono cambiate, bisogna tener conto del contesto nazionale e magari astrarsi un po' dal problema solo regionale, ed si è arrivati a questa decisione. Boron, la Regione ha dato mandato all'Avvocatura regionale di impugnare il decreto. Sì. Perché? Ma intanto bisogna tenere presente, come è stato appena detto, che nel 2007 la Regione ha deciso di rendere non obbligatorio la vaccinazione, però di sostenerla nelle forme ovviamente di informazione scientifica, al fine di dare la possibilità alle persone di essere informate e fare una scelta. È vero che c'era stato un calo vaccinale, ma è anche vero che dal 2014 in poi, ovviamente anche adattando, insomma, siccome di questa cosa se ne parla ormai penso da 1 anno e mezzo, 2 in commissione, ovvero da quando io sono arrivato ad essere presidente, e ho sempre sostenuto che la legge veneta è una legge di civiltà, è una legge corretta, questo è il mio punto di vista, e ho sempre sostenuto che effettivamente bisognava, tenendo presente che il Veneto è l'unica regione che ha un dato preciso della copertura vaccinale. Perché noi abbiamo un'anagrafe vaccinale, quindi è un dato preciso, e che il sistema di comunicazione deve essere anche adattato ai tempi, no? Non poteva essere un volantino lasciato sulla scrivania del distretto sanitario, ma doveva essere quello che oggi si utilizza comunemente, cioè i social, internet, l'informazione più diffusa. Dal 2014 in poi, attuando forme di informazione più diffusa, la copertura ha iniziato a salire, portandola al 92,6, 92,7. E si prevede già nel trend, perché ovviamente il dato
viene successivo, si prevede già nella fine 2017-2018 il 94%. Quindi siamo molto vicini a quello che è la soglia del 95 cosiddetta di copertura, ovviamente indicata dall'OMS, insomma, come quella corretta. Teniamo presente che ci sono regioni che ce l'hanno l'obbligo vaccinale e hanno una copertura più bassa di quella veneta. Teniamo presente che ci sono stati europei molto importanti che non hanno l'obbligo vaccinale, Germania, Regno Unito, insomma. Certo, quindi anche con la libertà di circolazione, certo, il fatto che... il problema, no, è lo stesso problema che ci poniamo, ovvero sullo smog, cioè è inutile... Se io non pongo delle linee di inquinamento, cioè di abbassamento dell'inquinamento a livello globale, a livello generale, è inutile che me le faccia qui a casa mia, che poi mi arriva di quelli di fianco che inquinano. Quindi se io impongo un obbligo vaccinale come quello che è stato fatto qui in Italia e poi ho gli stati europei che non ce l'hanno, mi sa che la cosa è un po' fuori luogo, tenendo presente anche che io parlo politicamente, non certo. Ovviamente scientificamente, sono rimasto abbastanza basito, non so se sia poi reale o se in quel momento ho avuto un attimo in confusione, dal sottosegretario alla sanità, alla salute, che in una trasmissione televisiva ha detto che i 12 vaccini, l'obbligatorietà dei 12 vaccini è un accordo fra l'Italia e l'Europa per una sperimentazione, cioè ha fatto capire questo. Se ciò fosse vero, io credo che l'impugnativa non solo era giusta prima e sacrosanta prima l'impugnativa che ha posto il Presidente Zaia nei confronti del decreto, ma lo diventa ancora più forte oggi, certo. A difesa, io non dico, ribadisco, io ho una figlia che è vaccinata, quindi non stiamo parlando contro, certo. Ma a difesa della giusta informazione, della giusta conoscenza e del giusto modo delle persone di sapere, di conoscere e avere una volontarietà al sistema di vaccinazione. Certo, allora c'è stato chi ha sostenuto e sostiene che dietro questo decreto, e Boron giustamente adesso ne ha fatto presente appunto questo aspetto, ci siano le pressioni delle multinazionali. Allora ascoltiamo cosa hanno detto a Roma pochi giorni fa nel corso di una conferenza stampa al Senato il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, e poi il senatore di Bartolomeo Pepe. Ascoltiamoli. Tutti quelli che hanno scritto il piano vaccinale biennale, l'80% sono stati tutti in qualche modo in rapporti economico-finanziari con le case farmaceutiche. Quindi fuori tutti quelli che hanno avuto o hanno contributi dalle case farmaceutiche, fuori dalle direzioni generali dei ministeri, fuori dai ministeri, fuori dall'Istituto Superiore di Sanità, fuori dall'AIFA, fuori da tutti gli enti pubblici. La nostra risposta all'ANAC è che aspettiamo che Cantone si faccia vivo. Sembra ovvio che il sistema politico oggi non è in grado più di dire no alle multinazionali. Il perché lo lascio decidere, lo faccio fare il lavoro ai magistrati sperando che intervengano presto. Ecco, queste le parole, insomma, molto sinteticamente di Rienzi e di Bartolomeo Pepe. Io volevo far intervenire anche l'avvocato Migliorini. Lei cosa dice? Questo l'esperimento piuttosto che la pressione delle multinazionali? La formulazione di questo decreto fa sospettare qualcosa? Ma non è, penso, il mio ruolo quello di insinuare questo tipo di affermazioni, ecco, questo non mi permetterei mai. Io ho una prospettiva legale, ho la possibilità di dare delle indicazioni e delle informazioni sotto il profilo della mia esperienza professionale. Certo. Beh, ma non si è fatta un'idea personale, no? Non vuole esporsi su questo. No, perché io vabbè, dopo arriviamo, perché c'è stata anche recentemente una sentenza a livello europeo che è sicuramente interessante da affrontare. Professor Casen, invece queste interferenze, abbiamo sentito Rienzi, dice qua abbiamo tutta una serie di persone che hanno avuto o hanno ancora collegamenti con multinazionali del farmaco. Insomma ci sono un po' di problemi per la presenza che hanno. Cerchiamo di capire il fenomeno, se no non ci orientiamo.
sulla potenza che hanno le case farmaceutiche. Allora, le case farmaceutiche complessivamente sono circa un 7-8 a livello mondiale, fatturano circa 620 miliardi di dollari complessivamente. Che siano all'interno di qualsiasi lobby, in particolare quella americana, non c'è dubbio. Che spendano denaro per i politici, per amicarsi i politici, non c'è dubbio. Che sia stato fatto anche in Italia, ne abbiamo contezza perché il ministro De Lorenzo, 1989, ministro della Sanità, prese una mazzetta da 600 milioni dell'epoca e quindi possiamo dire che le multinazionali non sono esenti da questa attività. È chiaro che ogni volta che succede qualcosa la multinazionale ha interesse, perché in questo momento mai come in Italia l'interesse della salute pubblica è diventato dominante per la politica. È giusto sospettare. È giusto, e poi le affermazioni che sono state fatte ufficialmente e quindi non sono state smentite. Finché non sono smentite vuol dire che c'è un collegamento, diciamo ci sono degli interessi condivisi tra le case farmaceutiche che finanziano delle attività di persone che lavorano all'interno del Ministero della Sanità. E questo è un conflitto di interessi, che in Italia il conflitto di interessi non vuol dire nulla. No, abbiamo avuto esempi decennali di conflitto di interessi. Allora, se un provvedimento viene da un gruppo scientifico che appoggia il ministro e fa delle proposte, è molto più credibile che se lo stesso consiglio, lo stesso provvedimento viene dal ministro suggerito invece da persone che sono scientificamente preparate. Questo è solo a livello di credibilità politica. Se poi invece passiamo a un altro fattore che improvvisamente alla fine di una legislazione si fa un decreto legge e quindi abbiamo avuto una legislazione per pensare, ponderare, costruire una legge anche accettabile e i tempi tecnici per poterla attuare, un decreto legge, visto che lo stesso Presidente del Consiglio dice non c'è emergenza, è eccessivo. Il decreto legge si propone in Parlamento solo quando c'è una emergenza. Non è possibile confezionare una legge e quindi bisogna intervenire. È giusto che il governo abbia questa possibilità, ma non può eccedere a quello che è la normale gestione di un diritto, non può sopraffare quello che è il diritto dei cittadini di capire che cos'è una legge, che cos'è un provvedimento e averne consapevolezza. La cosa che non ha fatto questo ministro è di informare la gente. La gente è totalmente disinformata. Va dal medico e dice: lei mi consiglia o non mi consiglia? Allora noi abbiamo fatto un'indagine, un sondaggio che è sui bugiardini. Cioè, vediamo se la regia lo propone, no? Così sì, vediamo anche come sono andate fino adesso. Quando il genitore va, gli vengono proposti i bugiardini. Questo è il punto, e dal sondaggio che abbiamo fatto abbiamo l'84,6% dice di no, quindi non ha avuto modo di leggere, e il 15,4% che dice mi hanno fatto capire. Però attenzione, non so se avete mai visto un bugiardino, è fatto di 2 pagine scritte fitte, no? Che è incomprensibile per una persona che non ha studiato medicina, non capisce quasi nulla. Salvo dire c'è una percentuale di patologie determinate o di anomalie o di aumento della febbre, eccetera, determinata da un certo tipo di vaccino. Allora, se questa cosa, e ritengo che ormai la popolazione italiana è sufficientemente in grado di capire queste cose, viene informata per tempo
e ha possibilità di informarsi per tempo, tutto quello che ha detto la Ministra prima, cioè che la gente va dentro la rete e cerca di capire, invece viene frastornata da una serie di notizie che sono diciamo contrarie alla buona gestione dei vaccini, e in parte ha ragione, no? Lo deve fare il governo, perché è una cosa seria, è una cosa estremamente seria, perché io non posso decidere di mio figlio se ho un dubbio, e la patria potestà è mia e non è del governo. Né il governo mi può condizionare a prendere una decisione di cui io non abbia scienza e coscienza. Poi la fiducia naturalmente gioca un suo fattore, ma direi che la maggior parte delle persone, e l'abbiamo visto da varie indagini, non è a conoscenza degli effetti dei vaccini reali, dei rischi che comportano i vaccini e eventualmente dai benefici che hanno i vaccini. E quindi ci sono tanti fattori che è giusto che le persone vengano a conoscenza. Ecco, allora qui coinvolgerei chiaramente il pediatra per capire come avviene l'informazione dei genitori. Merita una premessa. Allora, non vorrei che questa discussione sui eventuali intrallazzi che ci sono a livello politico, economico, fra case farmaceutiche, governo o operatori sanitari, faccia perdere l'idea di quello che cos'è, di ciò che è il vaccino. Cioè, il vaccino è probabilmente una fra le due scoperte dal punto di vista scientifico che hanno rivoluzionato la vita umana dal punto di vista della salute. Allora, la prima è la potabilizzazione dell'acqua, la seconda è la scoperta dei vaccini. Hanno completamente rivoluzionato la sanità e la salute della popolazione. Quindi dobbiamo partire dal presupposto che il vaccino è un diritto che ogni bambino ha di vedere prevenuto le malattie prevenibili. È un diritto sacrosanto che gli va garantito. E c'è tutta la letteratura scientifica internazionale che è a favore dei vaccini. Non esiste al mondo nessuna società scientifica validata che sconsigli i vaccini. Non esiste al mondo. Quindi che la indicazione al vaccino sia una cosa sacrosanta e che il bambino possa essere vaccinato è un suo diritto che va in ogni modo garantito. E come pediatri abbiamo un compito che da un punto di vista etico, da un punto di vista morale, da un punto di vista professionale e istituzionale ci viene dato, che è quello della salvaguardia di ciascun bambino. E la salvaguardia di ciascun bambino passa attraverso la prevenzione di tante altre cose, ma la più semplice di tutte, la prevenzione più semplice che abbiamo delle malattie è la vaccinazione, perché è un atto assolutamente semplice, assolutamente sicuro entro i termini di quello che è la sicurezza della medicina. La medicina non ha nessun intervento sicuro al 100%. Nessuno, perché la medicina non è una scienza esatta soprannaturale, è una scienza umana. Per cui gli stessi, anzi molto meno rischi ha il vaccino che qualsiasi altro intervento farmacologico o terapeutico. Ecco, senta, ma una delle cose che vengono contestate è che 12 sono tanti. Non aumenta questo la percentuale di possibilità di effetti collaterali? Magari ne avessimo di più di vaccini, magari avessimo la possibilità di prevenire tutte le malattie gravi, magari la potessimo avere. Non sono tanti, anche perché l'impatto sul sistema immunitario è irrisorio, nel senso che la quantità di antigene, cioè di particelle attive nei confronti del sistema immunitario che vengono dati dagli attuali vaccini sono minime, cioè l'entità dell'impatto sul sistema immunitario che viene dato da tutti i vaccini che vengono dati in America, 11 vaccini contemporaneamente, va incontro ad uno stimolo dello 0,1% della potenzialità del sistema immunitario di un bambino. Quindi non abbiamo problemi da questo punto di vista, no? Assolutamente, magari ne avessimo di più. Adesso torniamo da lei anche per... Prego. Però c'è un problema di questo tipo. Allora, noi parliamo di una media della possibilità di vaccinare un certo numero di bambini e la media ha un comportamento simile a quello che dice lei. Poi invece ci sono dei soggetti invece che hanno
patologie oppure hanno predisposizioni diverse nei confronti del vaccino. Il vaccino, l'organismo di ciascun bambino reagisce in maniera diversa e la somma dei vaccini dà una somma esponenziale della reazione. Allora se ciascuno... Non è così. Non è così? Non è così. Mi spieghi allora come? Non è così. Ad esempio, l'effetto del vaccino esavalente non è che aumenti gli eventuali effetti collaterali, perché ci sono 6 vaccini dentro un'unica fiala, e non è che diminuisca la possibilità di reazione immunitaria di ciascun componente perché ce ne sono 6. No, non dico che diminuisca, e non dà nessuna reazione superiore a quella. No? Se partiamo da dei dati che le stesse compagnie farmaceutiche danno, cioè di fronte a un singolo vaccino dice le possibilità di avere delle alterazioni, quindi febbre piuttosto che gonfiore, sono 1, 2, 3, 5%, uno ogni 100, uno ogni 1000, eccetera. Allora, per un singolo vaccino. Se io sommo contemporaneamente più vaccini, ovviamente questa possibilità aumenta perché ciascuno agisce secondo una propria reazione e l'organismo crea anticorpi, il fegato crea anticorpi in proporzione alla quantità di vaccino che io inietto nel soggetto. No. Non succede questo, perché la reazione che si fa con un vaccino esavalente è sostanzialmente uguale da un punto di vista della reazione locale, della possibilità che ci sia un malessere di qualche ora che vada sulla febbre, esattamente uguale come facesse un vaccino singolo. O l'aumento è, diciamo, invisibile sostanzialmente, non valutabile. Perché? Perché evidentemente la reazione al vaccino non è dovuta alla quantità dell'antigene, come le dicevo è irrisoria. La quantità di antigene, cioè la parte attiva del vaccino che stimola la risposta immunitaria, è assolutamente piccola. Poi ci sono degli adiuvanti, ci sono dei conservanti, ci sono degli additivi all'interno del vaccino che servono ovviamente per mantenere il vaccino e per indurre una reazione, che possono dare anche una reazione locale, il gonfiore, la febbre o altro. Certo. Però non è quello il problema. Voglio dire, se avessimo molti più vaccini sarebbe solo a favore della salute dei bambini. Ecco, c'è da dire che il nostro Paese si è dotato comunque di una legge per indennizzare eventuali danni da vaccini e se non sbaglio è la legge 210 del 92. Avvocato, cosa dice questa legge? Che cosa... Sì, allora questa legge prevede appunto la possibilità di concedere da parte dello Stato un indennizzo, quindi ha una natura sicuramente assistenziale, non è un risarcimento danni per intenderci, che ha presupposti diversi. Originariamente la legge lo prevedeva solo per le vaccinazioni obbligatorie, ora è stato esteso anche a quelle facoltative. E un soggetto che ritenga quindi di avere avuto un danno da vaccinazione può fare una domanda in via amministrativa, quindi c'è un primo iter amministrativo entro un termine, e questo è molto importante perché i tempi spesso corrono velocemente, c'è un termine di 3 anni dalla conoscenza della relazione, diciamo, tra il danno e la vaccinazione. Deve essere presentata questa domanda, c'è un primo iter amministrativo che di solito non ne esce mai niente di positivo, se non in rari casi, e c'è un secondo iter invece veramente giudiziario, vero e proprio, quindi davanti a un giudice ordinario, che di solito è il giudice del lavoro, che tramite un suo perito, quindi solitamente vengono nominati dei medici legali, va a stabilire se sussiste la relazione fra il danno e la vaccinazione. Se questo, poi c'è tutto un iter, primo grado, secondo grado, Cassazione, quindi è un iter molto lungo, molto faticoso e che dà in esito positivo comunque diritto ad un indennizzo che non è niente di che
Deve essere detto che da qualche anno, dal 2005, è stata prevista per la tenacia delle associazioni che chiaramente si battono per che siano riconosciuti i diritti dei danneggiati, è stata emanata un'altra legge, la legge 229 del 2005, che prevede un ulteriore indennizzo. Quindi se uno ha diritto alla legge 210 poi può chiedere anche questa ulteriore legge. In questo caso la cifra comincia a diventare un attimo più rilevante, perché molto spesso questi genitori devono affrontare delle situazioni anche economicamente molto pesanti, perché per l'esperienza che ho avuto io il danno da vaccino è una problematica molto particolare. Quindi mentre la malattia di per sé, questo appunto è un dato di esperienza che io ho rilevato, la malattia insomma bene o male è conosciuta dai pediatri, dai medici, il danno da vaccino molto spesso dà delle variabili che i genitori non sanno come affrontare, quindi molto spesso vanno all'estero, molto spesso iniziano delle terapie molto impegnative anche sotto profilo economico, quindi senz'altro queste leggi, laddove vengano riconosciute, aiutano questi poveri genitori a sostenere queste situazioni molto pesanti. Se poi c'è anche una responsabilità del personale sanitario, quindi andiamo in un ambito di colpa, allora lì poi ci sarà la possibilità di chiedere anche un eventuale risarcimento dei danni. Certo. Allora, uno degli aspetti, io vorrei tornare un attimo, fare un passetto indietro e ritornare al decreto Lorenzin. Uno dei punti interrogativi che ci si pone è quello di tutti gli adempimenti burocratici che le famiglie dovranno adempiere. Noi ne abbiamo parlato, siamo andati all'USL 6 Euganea e abbiamo cercato di capire che cosa comporta questo aumento delle vaccinazioni. Se il problema è dettato solo da un punto di vista, come dire, delle vaccinazioni, quindi il numero in più che si debbano fare delle vaccinazioni, ma anche appunto quello che è l'aspetto come dire, burocratico, appunto, perché bisognerà avere la documentazione di queste vaccinazioni. Abbiamo parlato con la dottoressa Ivana Simoncello, che è responsabile del Dipartimento Prevenzione dell'USL 6 Euganea. Ascoltiamola. Come l'USL 6 Euganea affronterà questo boom di richieste di vaccinazioni presumibile? Non credo ci sarà un boom di vaccinazione, in quanto molti di questi vaccini che sono stati resi obbligatori o che saranno resi obbligatori dopo questo decreto legislativo, se verrà confermata, sono vaccini che noi già offriamo attivamente a tutta la popolazione da molti anni. E questo è l'aspetto sanitario, potremo avere un recupero di chi non è stato vaccinato, però nelle nostre realtà non credo saranno numeri estremamente significativi. Quello che comporterà un maggiore impegno è l'aspetto amministrativo sanitario, cioè vuol dire che le scuole o l'utente stesso ci chiederanno dei certificati di vaccinazione che noi consegniamo sempre all'utente, ma molto spesso l'utente, per motivi di difficoltà di recupero, di incertezza, ci chiede. Ecco, questo sarà il grosso lavoro che questa nuova normativa ci porterà. Ecco, una considerazione molto semplice, ma che però è un dato di fatto, perché l'obbligo vaccinale non è solo per i bambini fino ai 6 anni, ma si protrae ancora per altri anni, quindi magari chi è già stato vaccinato oppure magari ha avuto la malattia, io chiedo al pediatra qua, cioè al dottor Piseta, cosa succede? Cioè, ad esempio, io ho già avuto il morbillo, però mi mancano delle altre vaccinazioni e ho il vaccino multiplo, ad esempio, no? Cosa succede? Mi rivaccino di nuovo per il morbillo? No, adesso ci sono anche delle indicazioni tecniche da parte del Ministero, credo che abbia classificato i bambini in base alle classi di età, alla data di nascita, e quindi ogni classe d'età ha le sue necessità. Poi se il bambino ha già fatto una malattia tipo il morbillo, sarà ovviamente, o la varicella che sia, ovviamente potrà essere fatta una dichiarazione, se il pediatra ce l'ha nella sua cartella clinica, che ha fatto la malattia
malattia, non credo che sia questo il problema. Il problema credo che sia invece quello di usufruire di tutte le possibilità che abbiamo a disposizione per vaccinare i bambini, e che quindi tutte le iniziative che vengono fatte sono opportune per portare a dare questo diritto al bambino. Sì, no, ma su questo è indubbio, ma noi ovviamente facciamo l'avvocato del diavolo e cerchiamo di capire anche quali possono essere gli inghippi. Boronna, qui effettivamente siamo poi alla vigilia, quando uno si deve iscrivere a scuola, cosa succede? È un po' un problema, no? Ma infatti, io ribadisco quello che ho detto prima. Da parte mia non è una discussione sul tema vaccino è corretto, non è corretto, ribadisco, mia figlia è vaccinata e quindi credo sia abbastanza chiaro la scelta, però ho preso una scelta in libertà. Ho preso una scelta in libertà perché proprio credo che la cosa più giusta, no? La conoscenza più giusta, l'informazione più giusta è quella che è venuta adesso, poc'anzi, cioè quando il medico pediatra ha dato una spiegazione tecnica, una spiegazione scientifica, ovviamente dalla sua capacità e dalla sua conoscenza, e nel momento in cui lo fa nel suo momento di lavoro alle mamme e ai papà che vanno a rivolgersi, riesce a portare quello che oggi abbiamo in Veneto, che è una copertura vaccinale molto alta comunque, seppur facoltativa. Nel momento in cui, io il problema lo pongo politicamente, cioè nel momento in cui si fa un decreto orizzontale, cioè si colpisce tutti, ovvero il Veneto che ha l'anagrafe vaccinale puntuale, che ha una copertura elevata seppur con una legge facoltativa, e non si va a colpire magari dove i problemi ci sono e non c'è nemmeno l'anagrafe, in molti casi in alcune regioni non si sa neanche qual è la copertura vaccinale corretta. Quindi bisognerà capire poi che cosa succederà al momento dell'iscrizione dei ragazzi. Come al solito funziona in Italia, cioè si colpisce in maniera unilaterale tutti i bravi e i meno bravi, e dall'altra parte si fa un decreto che è, in alcune parti classista, perché nel momento in cui io dico 7.500 euro di multa, quindi io ho i soldi, pago, l'altro non ha i soldi, subisce, è classista in una parte questo decreto, e dall'altra parte parla addirittura di elevare la patria potestà, che mi pare questa parte sia stata addirittura tolta, perché rivista, credo che qualcuno abbia tirato i piedi di notte, no? Cioè, voglio dire, è andato a tirare i piedi di notte, perché bisogna pensare anche, io quello che mi sono posto per dire è come si è arrivati a pensare una cosa del genere, come si è arrivati a pensare che per fare un'informazione scientifica doverosa e spiegare che il vaccino si deve fare perché è giusto farlo, si arriva al punto di dire 7.500 euro e ti levo la patria potestà. Non è il modo corretto per invitare le persone che hanno qualche dubbio a vaccinarsi, non è il modo corretto. Anzi, si alimenta il dubbio ancora di più, si alimenta la contrarietà ancora di più, si ottiene l'effetto opposto, si ottiene la possibilità di dare un alibi dicendo se allora è così qualcosa avevo di ragione, chi pensa in maniera opposta. L'opposizione del Veneto è questa, cioè l'opposizione fatta dal Veneto al decreto, e quindi l'impugnativa del decreto, l'impugnativa che il Presidente ha voluto fare è in questa forma, non nella forma della discussione se il vaccino è scientificamente corretto farlo o non corretto farlo. Quello spetta ai professionisti, ai tecnici, ai pediatri, ai medici correttamente. L'impugnativa che la Regione ha fatto è una questione veramente politica, veramente anche ovviamente legislativa, di fronte a una regione come il Veneto che ha dimostrato e dimostra continuamente di avere una sanità di eccellenza, una sanità all'avanguardia, di avere anche nel tema della vaccinazione punti di avanguardia, dicendo io ho la libertà di scelta però ti do un'anagrafe vaccinale copertura elevata, e allo stesso modo viene punito con un decreto che grida vendetta di fronte alla consapevolezza, cioè di fronte alla ragione, perché se io metto 7.000 euro di multa e
lasciamo stare che l'ha tolto, ma ce l'ha pensato, cioè di togliere la patria potestà. Credo che l'opposizione che ha fatto il Presidente sia doverosa e sacrosanta a tutela dei cittadini veneti. Certo, ecco, c'era un telespettatore che aveva scritto adesso: ma è possibile fare dei controlli prevaccinali, dunque per tutelare i bambini, per capire se magari hanno una forma di allergia ad alcuni dei componenti dei vaccini? No, è impensabile questo? Ma assolutamente impensabile, anche perché non esiste nessun test prevaccinale che possa far prevedere che cosa? Una reazione da vaccino. Allora, la dottoressa, l'avvocato, parlava appunto dei danni da vaccino. Allora, come dicevo poc'anzi, anche i vaccini fanno parte sono medicine. Ogni medicina può avere l'imponderabile reazione. Ma rientriamo nell'imponderabile reazione. Non esiste una strutturata casistica di reazioni, correlazione diretta tra il vaccino gravi, sicure, legate a determinati vaccini. Non esiste. Esiste l'imponderabile e credo che giustamente lo Stato si faccia carico dell'imponderabile con una legge adeguata. Ma è un imponderabile, perché le reazioni da vaccino sono enormemente inferiori a tutte le reazioni di qualsiasi altro farmaco e di qualsiasi altro intervento medico che viene fatto sul paziente. È sicuramente uno degli strumenti più sicuri che abbiamo e, d'altronde, che danno un vantaggio così enorme alla salute umana. Ecco, vi chiedo, se posso prego, dire una cosa, prego, lo Stato certo. si fa carico dell'imponderabile dopo che dei periti hanno detto che c'è un nesso di causa, che è un po' diverso dall'interpretazione che ha fatto il dottore, nel senso che ci sono dei medici legali, che sono dei medici, e che molto spesso non sono così sono favorevoli alle vaccinazioni, eppure riconoscono, sulla base, immagino, di letteratura scientifica e non leggendo Topolino, che ci sono dei nessi di causa fra il danno e la vaccinazione. Quindi si arriva a delle sentenze di tribunali dello Stato, quindi non è il Ministero che decide, ma questo poverino perché me l'ha segnalato decido di, anzi sono percorsi, come ho detto, molto lunghi e molto faticosi, e se arriviamo a quello è perché direi che siamo veramente sicuri. Di sicuro non c'è nulla, però voglio dire, dopo un percorso amministrativo, dopo un percorso giudiziario, con medici e contromedici e periti e controperiti, direi che insomma se viene riconosciuto è perché c'è la forte probabilità, l'alta probabilità, questo è un termine molto, che piace molto nei tribunali, che quello sia un danno da vaccino. Mi premeva precisarlo perché sembrava una cosa calata dall'alto, perché per essere generosi, ecco, non è così. Ecco, dicevo prima che in questi ultimi mesi il movimento della libera scelta si è sempre più rafforzato con manifestazioni, allora giusto lo scorso fine settimana ne è stata fatta una qua a Padova. Noi c'eravamo, abbiamo incontrato Giorgio Tremante, che è padre di 2 figli che sono morti, e Paolo Rossaro, che è un medico. Ascoltiamo cosa hanno detto. Significa che ogni cittadino deve essere libero di scegliere se vaccinare o meno i propri figli. Invece purtroppo il Ministero della Salute sta imponendo l'obbligo di 12 vaccinazioni addirittura, senza pensare al danno che potrà fare alle nostre creature. L'importanza dell'impossibilità ad un obbligo. È passato il tempo di imporre le leggi, dobbiamo educare, come noi dobbiamo educare i nostri figli, la legge deve educare noi adulti, ma non possiamo essere obbligati a un trattamento sanitario, non possiamo andare contro quello che è un concetto di scienza e coscienza, di libertà sociale, di democrazia. Abbiamo l'articolo 32 della Costituzione che garantisce a tutti la scelta e noi oggi abbiamo assistito al risveglio delle coscienze. Come avete visto, qui eravamo in Piazza dei Signori, una piazza affollata, professor Casen, il fatto che sia sempre così più consistente la partecipazione a queste manifestazioni è un segnale?
Lo vediamo, quindi è sicuramente un segnale, ma il problema è che questo nasce dalla disinformazione. Non siamo qui per dire che i vaccini non servono. I vaccini hanno diciamo, consentito alla popolazione dell'ultimo secolo di diventare 7 volte quella che era prima. Eravamo 1 miliardo sul pianeta, siamo 7 miliardi e nel 2050 probabilmente saremo anche oltre 10. Quindi i vaccini servono. Il problema è un altro. Allora, nessun test prevaccinale, è vero, non ci sono, ma perché le case farmaceutiche devono cacciare una montagna di soldi per cercare di mettere in piedi dei test prevaccinali, perché tanto il vaccino lo vendono lo stesso? Allora parliamo di opportunità economica e su questo le case farmaceutiche, che non sono sicuramente generose, stanno molto attenti e giustamente hanno un'azienda e questa azienda deve essere giustamente utilizzata, quindi non sono generose. Allora si potrebbe anche fare una ricerca sui test prevaccinali, certamente, e probabilmente ci arriveremo, perché quando le case farmaceutiche obbligate a questo prepareranno tutti i test prevaccinali, faranno un affare ancora più grande, ma in questo momento non è opportuno, perché se il ministro dice nel giro di 2 mesi noi dobbiamo fare X milioni di vaccini o migliaia di vaccini, centinaia di migliaia di vaccini, ma non solo, ma nel progetto finale tutti dovranno essere vaccinati, anche gli anziani, chiaramente questo è un business. A questo si aggiunge una serie di altri fattori che non abbiamo: le statistiche dei bambini prima e dopo la vaccinazione, il comportamento, gli effetti. Quindi non possiamo trarre delle conclusioni scientifiche, siamo estremamente approssimativi. Allora, se è vero che ci sono dei casi che vengono rimborsati per danni da vaccino, e ne abbiamo contezza, evidentemente bisogna che la scienza si adoperi in questo senso. Attenzione, in questo contenzioso, in questa diatriba, no? In questo provvedimento manca la parte essenziale, cioè la parte interessata, cioè il pubblico. Il pubblico e i genitori non conoscono nulla dei vaccini e quindi devono essere assolutamente informati, perché se noi abbiamo i genitori che hanno scienza e coscienza di quello che stanno facendo, possono essere loro ad aiutare i medici e anche coadiuvare per arrivare a una soluzione positiva. Non stiamo dicendo vaccino sì, vaccino no, è stupido. È come dire antibiotico sì, antibiotico no. È vero che c'è un'antibiotico resistenza, no? È vero che ci sono tante patologie derivate da farmaci, ma non è detto che quei farmaci sono sempre nocivi, e quindi sta al medico stabilire se questo farmaco può essere assunto positivamente dal suo paziente oppure se preferisce un'altra indicazione. Direi che la società ha raggiunto un benessere tale per cui questo tipo, che una volta veniva imposto il vaccino perché l'ignoranza totale è talmente elevata che si sottometteva tranquillamente a questo provvedimento, ed era un provvedimento utile e necessario perché le malattie erano molte. Adesso le malattie sono diminuite grazie ai vaccini e quindi possiamo anche pensare che una maturazione della conoscenza dei vaccini possa essere proposta dal Ministero. Come noi impariamo tante cose, impariamo anche qualche cosa sulla nostra salute. È compito del Ministro non arrivare con un provvedimento di legge, ma incominciare con la diffusione sulla rete, perché abbiamo visto, se è nato 5 Stelle è nata per la rete, se tante cose passano attraverso la rete, compresa l'elezione del Presidente americano, perché non facciamo la stessa cosa sui vaccini? Magari proponendo esattamente quello che sta dicendo il dottore. Non dico che sia sbagliato, ma c'è un aspetto scientifico, c'è un aspetto
politico, c'è un aspetto di conoscenza e c'è un aspetto legale. Io non posso sopraffare il diritto delle famiglie, io non posso pensare che oggi la conoscenza dei vaccini sia tale che possa somministrarli a pioggia su tutti i bambini. Ci sono dei sistemi per sapere se questo bambino è, per esempio, ha carenza immunitaria e quindi in presenza di un vaccino può determinare. La seconda cosa è come viene assunto il vaccino. Lo posso anche non iniettare in certi casi e quindi assumere per inalazione o ingerirlo. Probabilmente avrà un effetto completamente diverso, ma probabilmente è un percorso da fare. In tanti casi viene inalato o viene ingerito, no? Allora, vorremmo sapere di più di quello che poi il genitore è destinato a decidere. Dottore, il professor Cassi ha introdotto tutta una serie di argomenti, non abbiamo il tempo chiaramente per rispondere a tutto, però insomma qualche punto. L'esame prevaccinale non esiste nessun esame prevaccinale. Non si può fare, si può creare l'esame prevaccinale, perché non esiste, è solo, mi scusi, perché non esiste, è solo che reazione può avere l'organismo di fronte a determinate stimolazioni di antigene abbiamo la e di prova anticorpi. provata di decine di milioni di dosi somministrate. Sì. Abbiamo la prova. Ma non abbiamo i risultati statistici. Sì, no, allora, non è vero. Sì. Allora, quando viene messo in commercio un vaccino, ha fatto tutta una trafila scientifica di prove, di test. Fatte da chi? Dalle case farmaceutiche, grazie. Non ho la controparte nel diritto, io ho bisogno della controparte. Dopodiché c'è tutta la sorveglianza successiva. No, sempre abbiamo fatto vedere all'inizio che i sorveglianti sono quelli che lavorano per le case farmaceutiche, che li finanziano le loro ricerche e quindi siamo all'inciuccio. Non ho la certezza che chi difende il mio diritto sia veramente libero psicologicamente da un'eventuale intrusione delle case farmaceutiche che sono disposte di fronte a un'operazione nazionale di questo tipo a cacciare denaro. Non sono disponibile a qualsiasi confronto su questa affermazione. Allora, siamo di fronte ad una epidemia di danni da vaccino? Quali? Non lo so, è una domanda. No. E allora, voglio dire, perché dovremmo andare a fare un'analisi prevaccinale per un intervento vaccinale che non dà nessun danno ma solo vantaggi? No, non è vero. Non è vero. Allora, mi scusi, io sono. Mi scusi. Allora, il fenomeno. Mi scusi. Allora, il fenomeno va visto. Il fenomeno va visto in questa maniera. C'è un provvedimento, cioè la visione da parte dello Stato è quella di vedere il fenomeno in senso totale, cioè io ho 8 milioni di bambini che devono essere vaccinati e quindi faccio una legge che sia, diciamo, utilizzabile pariteticamente da tutti. Però io sono il singolo genitore che ho un figlio e dico: ma va bene, sono d'accordo che devo fare il vaccino, ma io sono anche disposto a fare una visita di più o fare un'analisi ulteriore perché voglio che mio figlio non abbia nessun rischio in questo caso. Ma non è possibile non avere nessun rischio, come le dicevo prima, l'imponderabile in medicina esisterà sempre. No, è un'affermazione generica, mi scusi, io in tempi non sospetti ho prodotto vaccini. Allora, mi scusi. Il problema non è questo, il problema è dare la possibilità ai genitori di avere una scelta. Io, il mio figlio, per essere tranquillo, ci spendo 50 euro, 100 euro, 500 euro. Io voglio sapere se quando viene iniettato quel vaccino può avere delle reazioni che siano negative. E questo, se che non ci sia, non c'è dubbio, ma che si possa fare, glielo garantisco. Speriamo. Non lo so, voglio dire. Questo sta alle case farmaceutiche a procedere, ma è chiaro che in questo momento non c'è nessuno stimolo in questa direzione, perché se la casa farmaceutica propone, studia e spende milioni di euro per cercare tutta questa tecnica prevaccinale, dice: ma dopo chi è che mi dà questi soldi? No? Allora abbiamo visto col caso Ebola. Caso Ebola hanno addirittura
messo a fuoco in Africa, ma non si dice perché sennò fa schifo, hanno messo a fuoco interi villaggi, no? Passavano con gli elicotteri e così la gente che era malata veniva soppressa e la diffusione dell'Ebola non c'era, no? Poi quando questa diffusione è stata talmente grande che poteva essere diffusa anche al di fuori del singolo villaggio e fuori della stessa nazione, perché la gente crepava in giro di 2 giorni, allora improvvisamente una serie di case farmaceutiche hanno raccolto il denaro e hanno fatto il vaccino dell'Ebola, tant'è vero che adesso c'è un fondo che raccoglie. La Banca Mondiale ha messo a disposizione un fondo, va bene, che consente di attingere alle case farmaceutiche, per fare eventualmente i farmaci o le ricerche degli vaccini di emergenza. È chiaro che l'Ebola è un vaccino importantissimo, ma perché non l'hanno studiato fino a quel punto? Perché le case farmaceutiche dicono: ma cosa ci guadagno io? Non ci guadagno niente, ma se l'ONU mi dà i soldi io trovo il sistema, ha capito? Questo è il ragionamento. Allora noi vorremmo fare non un passo indietro, un passo avanti. Vogliamo i vaccini, però completiamo la ricerca dell'applicazione dei vaccini con dei sistemi che possono tutelare il bambino, perché io singolo genitore voglio essere tutelato. Poi il ministro nella visione globale del problema questa cosa gli sfugge. Attenzione, quello che io dico e che la dottoressa qui presente rappresenta anche è la tutela del, chiamiamolo, utilizzatore finale. Questo, se io faccio un'operazione a pioggia, è tutelato il singolo? No, perché statisticamente e lo dicono gli stessi bugiardini, ogni 1000 uno fa così, ogni 2000 fa colà, e un premio Nobel dice: ma quegli adjuvanti che vengono infilati dentro, perché poi la mia proposta è inalarli, ingerirli o iniettarli. Il rischio più grosso è nell'iniezione, una volta che l'ho messo dentro sta là, e allora ci sono forme tumorali, questo ne dice un premio Nobel, che sono possibili proprio da iniezioni, che queste forme tumorali avverranno a distanza di anni, e quindi non riuscirò a associare quella causa all'effetto che hanno prodotto. Questo è il problema, ma questa è la medicina, come dice lei, non è esatta, ma deve progredire. Di fronte a un fenomeno di questo genere noi possiamo permetterci anche di dire alle case farmaceutiche che bene, avete fatto dei buoni vaccini, potete anche cambiare gli adjuvanti, così i vaccini costano meno e fanno meno male, e questo è un altro argomento da aprire, ma qui ci vorrebbero 26 ore per risolverli tutti. Gli adjuvanti che sono dei vaccini sono delle quantità assolutamente minime rispetto a quello che normalmente noi assumiamo per altre vie. Delle stesse ma cose. Non dentro un muscolo, non dentro un connettivo, non dentro un tessuto. Allora l'alluminio ad esempio, che tanto fa discutere. Allora, la quantità che c'è in un... Allora, noi assumiamo giornalmente circa tra i 4 e i 5 e 8 milligrammi di alluminio. Tutte le vaccinazioni in un anno fanno circa 3,4 milligrammi. Assumiamo attraverso quale vie? Attraverso la via, prevalentemente attraverso la via... Ingeriamo, esatto. Sì, perché le pentole sono d'alluminio, quindi qualcosa, qualche nanoparticella viene ingerita. Ma l'alluminio è contenuto anche nei vegetali, l'alluminio è contenuto nel latte materno, nel latte di mucca, nel latte, praticamente 1 litro di latte di soia ad esempio contiene quasi il doppio di tutta la quantità di alluminio che è contenuta in un anno di vaccini. Attenzione, sono le vie di accesso all'organismo che sono diverse. Tenendo conto che quello che viene assorbito per via orale, quindi per via gastroenterica, è l'1% di quello che ingeriamo. Tenendo conto di questo, la quantità che viene inserita con i vaccini equivale più o meno a quello di 1 giorno, 2 di assorbimento di quell'1%. Ho capito.
Ma poi il meccanismo di metabolizzazione di quell'alluminio rimane per sempre dentro l'organismo? No, viene comunque eliminato. Esatto, cosa che non avviene nel muscolo. No, viene riassorbito dal sangue. No, mi scusi. Allora, se la fisiologia è corretta, io quando inietto un corpo estraneo dentro un muscolo, quello rimane là per sempre. Mi scusi, io ho studiato distrofia muscolare col professor Aloisi. Allora, in 28 giorni viene assorbito il 50%, il restante 50% a livello digestivo sono d'accordo con lei, a livello muscolare? A livello muscolare, questo attraverso quale meccanismo? Cioè come viene inglobato e estratto? Allora, perché se è una proteina, se è un agente biologico, lo capisco e capisco il meccanismo. Se è invece un metallo, mi è difficile capire, questo mi sfugge, può darsi che ci sia, ma non l'ho mai studiato. Allora, l'alluminio iniettato nel muscolo con i vaccini non entra immediatamente nel sangue, come erroneamente riportato. Non può entrare nel sangue. In realtà una parte, fino al 51%, è assorbita gradualmente nel sangue durante i primi 28 giorni. Nel sangue dal tessuto al sangue, perché esatto. L'iniezione non è endovena, l'iniezione è intramuscolare. Esatto. Mentre la restante parte entra un po' alla volta in circolo e viene smaltita nelle settimane successive. Questo è uno studio del 2011. Quali sono le cellule che consentono l'assorbimento del metallo e l'espulsione dello stesso? No, mi è ignoto. Bisognerà studiare avremo modo di il ministro deve raccontare queste cose, se no la gente si agita. Le do la bibliografia e poi faremo un'altra trasmissione, non c'è problema, perché noi siamo sulla informazione. Allora, le spiego, noi siamo qui per dare informazione al pubblico. La nostra discussione, che non è se lei ha ragione, se ho ragione io, non vale questo, è l'argomentazione su un problema fondamentale, perché abbiamo del pubblico che vuole sapere e noi diamo questo servizio e lo diamo chiaramente perché siamo un servizio pubblico. Il ministro ha un gravame ancora maggiore nell'obbligo di dare lo stesso servizio e in forma migliore. Sull'informazione, allora l'educazione sanitaria, ormai è quasi mezzanotte. Tutte le famiglie hanno a disposizione il proprio pediatra. Il proprio pediatra dà tutte le spiegazioni di cui c'è necessità di dare. E i pediatri, anche nel Veneto ma anche nel resto d'Italia, sono talmente convinti che sia necessario arrivare a vaccinare tutti i bambini, che danno, e l'abbiamo data anche alla Commissione Sanità qualche mese fa quando ci siamo incontrati proprio su questo argomento vaccinale, la loro disponibilità anche a vaccinare direttamente i nostri bambini nel nostro ambulatorio, perché riteniamo che sia il contesto più empatico per la famiglia, avere il proprio medico e pediatra di fiducia del quale si fida e che gli fa lui personalmente il vaccino. Crediamo che questo potrebbe essere una soluzione per certe situazioni di dubbio, di sospetto, in cui la continuità del rapporto fiduciario fra famiglia e pediatra favorirebbe la cosa. E che c'entra questo con il decreto? Allora, scusi, io sono con lei, ma che c'entra? Ma non è una risposta a lei, sarebbe da dire, era una risposta alla Lorenzin. Sì, esattamente. Ma giustamente lei ha detto una cosa sacrosanta che io sposo immediatamente. Questo per dirle che nesso ha il decreto con quanto lei ha detto. Nel momento in cui io ho un pediatra come lei e ovviamente l'organizzazione dei pediatri e dei medici che mi danno questa disponibilità, io mi domando ancora di più, scusi, che senso ha il decreto, ovvero un'obbligatorietà deciso oltretutto senza un dibattito che era venuto, perché è scelto anche la tempistica secondo me peggiore, ma di obbligatorietà di 12 vaccini con delle sanzioni di un certo tipo e con un tema patria potestà eliminato perché aveva gridato il mondo intero,
mi chiedo ancora, cioè, che senso ha. Forse sarà il decreto, dice. Il decreto, no, quello che ha detto lei. Io dico proprio in merito a quanto lei ha detto, il decreto, lo dico a lei, ma vorrei dirglielo alla Lorenzina, cioè proprio per quello che lei ha detto e che io sposo immediatamente, dico che senso ha il decreto? Diciamo che dal nostro punto di vista, che ci sia l'obbligo o non ci sia l'obbligo, il nostro comportamento sarà sempre lo stesso. Bene. Benissimo. Mi pongo solo un problema. Ma il problema non è suo quello del decreto. Ma l'abbiamo sentito anche prima dalla responsabile, no? Dice i vaccini li facciamo già adesso. Diamo questa possibilità, diamo questa informazione, siamo disponibili a raccogliere sul nostro studio, a informare, e questa è la sanità, il sistema sanitario qui in Veneto. Bene. E io mi dico, se questa è la nostra struttura sanitaria in Veneto, conviene con me che l'impugnativa del Presidente è sacrosanta di fronte alla volontà dei cittadini di capire, cioè il Presidente della Regione Veneto deve guardare la sua popolazione, che è il Veneto, e dire: io mi pongo nella condizione della mia popolazione di dire piano, non è corretto, noi abbiamo un sistema sanitario che è diverso da quello di altre regioni, che è funzionante, che funziona, che ha dei pediatri e dei medici che sono disponibili a ovviamente dare tutte le informazioni e le disponibilità possibili. Noi riteniamo che quel decreto è da una parte classista, da una parte sbagliato, da una parte fuori tempo massimo, cioè è inutile e dannoso. Esiste un problema, l'unico problema è questo, che per il 92%, come è dimostrata la situazione attuale del Veneto, un decreto sull'obbligo non serve. Per il 92% non serve. 94 stimiamo già. E mi auguro che arriviamo al ma è già stimabile, perché sa che l'effetto è sempre mi pongo 2 anni in 2 anni. No? L'unico problema che mi pongo è il diritto di quei bambini che sono fuori da quella percentuale comunque di essere protetti. No, però io parlo dell'iniziativa della Regione Veneto. Certo. A questo punto scusi solo perché volevo, era solo perché quello che abbiamo visto a Padova sabato 24 giugno, che c'era una manifestazione, non era, io mi sono permesso di andare, di vedere e capire, cioè io ho visto mamme e papà con la carrozzina, con i bambini, e non dicevano quelli non sono i Novax, cioè quelli che abbiamo visto parlavano di libertà, cioè di informazione prima, di conoscenza dopo e di possibilità di scegliere, ecco. Quindi è un po' diverso quando parliamo a quelle persone, cioè, come ha parlato lei, come ha messo lei la discussione, cioè ovvero siamo disponibili, è un modo corretto per parlare a quelle persone. Diversamente, come ha parlato il Ministro, viene percepito secondo me totalmente in maniera completamente diversa. È chiaro che la cosa migliore è ovviamente di condividere, avere un'alleanza con i genitori. Esistono quei casi limite che probabilmente bisogna trovare una soluzione. Alla 4.000 persone, bisogna trovare una soluzione. Non sono poche. Sono tutti fuori, no, ma quanti casi poi non emergono? Certo. Dobbiamo fermarci. Posso solo dire una cosa, solo velocissima. Si è parlato di informazione ed è giusto. Fa un po' sorridere, nel senso che io questa sera ho sentito il pediatra dire non esistono danni da vaccino. L'ho sentito prima dire. No, prima l'ha detto. Ho detto. Sono attenta io alle cose. Allora, non esistono danni da vaccino codificati, cioè dire i danni gravi. Ma le sentenze secondo lei non codificano un danno da vaccino? Cioè una sentenza di un tribunale non codifica? Sono danni imponderabili. No, cioè, una sentenza passata in giudicato, mi scusi, ma fa stato in Italia, e dice che quello è un danno. Non è un caso, dottore, non c'è un caso. Io non sono qui con numeri perché non sono l'Istat, sono un avvocato e ho seguito dei casi. Allora l'informazione è a 360 gradi. Ecco, quando dice che il vaccino fa bene, tutte queste cose positive, però quando dice anche al genitore che ci sono dei rischi. Questa è un'informazione che io ritengo, perché se io sento dire che non ci sono danni, il genitore che poi va su internet e trova sentenze di accoglimento rispetto a danni da vaccinazione,
diventa sfiduciato rispetto al suo pediatra, dice ma perché il mio pediatra mi dice che non ci sono danni, dico quello che succede, ma ci metto quello che 5 succede minuti. nel Veneto, che come dice il consigliere, allora, quello che dico io sì, è solo che non dobbiamo avere paura di dire la verità. Assolutamente non dobbiamo avere paura della verità, ma da tutte e due le parti. Poi magari arriva comunque al vaccino. Perché enfatizzare ma non si tratta di enfatizzare, ma neanche di nascondere. È devastante per i bambini, per la popolazione pediatrica. Il genitore ha diritto di sapere. Il genitore ha diritto di sapere esattamente quello che è successo nel Veneto negli ultimi 20 anni. E negli ultimi 20 anni, non mi dica che non ci sono morti da vaccino, perché ci sono. Negli ultimi 20 anni. Ci sono, dottore. Allora, scusi, ci sono sentenze che lo riconoscono. Negli ultimi 20 anni nel Veneto, che ha la migliore anagrafe vaccinale d'Italia, che ha il minor osservazione degli effetti post-vaccinali d'Italia col canale verde, che ha monitorato 32 milioni di vaccini, quello che viene fuori dalla Regione Veneta è che morti da vaccino 0. Reazioni gravi permanenti mi pare una dozzina, se dico bene, credo che anche il consigliere siamo là, parte di quali, la metà di quali negli anziani. Delle statistiche non vengono ricompresi i tribunali, cioè scusi, ma io le ho presenti le sentenze che ho visto. Vabbè, faremo presente in regione, di più che una segnalazione. Dobbiamo fermarci. Allora, attenzione, l'ignoranza nei confronti dei vaccini da parte della popolazione non consente di associare la patologia che il figlio avrà con il vaccino, perché non capiscono. Ma se il bambino sta male lo portano dal pediatra. No, mi scusi. Se il bambino sta male lo portano dal pediatra. E quindi evidentemente se ci fosse una correlazione. Ci sono casi in cui gli ospedali veneti hanno celato le cartelle cliniche, punto. Ma siccome abbiamo finito la trasmissione, la riprenderemo prossimamente e vi faremo vedere casi dove tribunali del Veneto, che è la migliore organizzazione sanitaria d'Italia, hanno nascosto le cartelle cliniche per non far vedere che ci sono dei bambini che sono morti per un vaccino che non doveva essere fatto. Con scienza e coscienza, perché è morto il primo bambino e l'hanno fatto al secondo e l'hanno fatto al terzo, finalmente l'ultimo, il quarto, l'hanno salvato perché il genitore, che era stato privato della patria potestà, è andato a Venezia dal giudice, gli ha spiegato tutto, se l'è portato a casa e questo è il fatto che noi siamo a conoscenza. Poi se ci sono fatti uguali e contrari non sono in grado di dirlo, quello che noi rileviamo, ed è un fatto importante. Quando sono andati a chiedere le cartelle cliniche erano state taroccate nel Veneto, poi la prossima volta parleremo dove e chi. Va bene, dobbiamo fermarci qua. Grazie a voi che siete stati in studio, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito fino a quest'ora, vi do appuntamento la settimana prossima con TV7 Match, arrivederci e buonanotte.